Mister Angelo Tomasello del Bagheria, che partita è stata? Cosa significano questi 3 punti? Significano tanto questi 3 punti, soprattutto dopo la partita della scorsa settimana dove la squadra aveva avuto, diciamo, un passaggio a vuoto al quale dovevamo rimediare. Quindi sono contento, la partita è stata quella che mi aspettavo, una partita combattuta, pallone su pallone, conosco il CUS, conosco il mister Zappavigni e quindi sapevo che tipo di partita sarebbe venuta fuori ed è quello che è successo. Siamo stati bravi nel primo tempo a sfruttare le occasioni che abbiamo avuto, nel secondo tempo potevamo gestire meglio la partita e poi sono stati bravi quelli del CUS anche a riaprirla, però col carattere oggi era importante riuscire a portare a casa questi 3 punti e sono contento che i ragazzi ce l'hanno fatto. Poteva desiderare un esordio migliore Morana? Un gol, il secondo in questa partita, insomma una buona prestazione da parte del vostro attaccante. Sì, sì, Morana è appena arrivato e già, diciamo, si è speso per darci una mano, che è il motivo per cui l'abbiamo preso, per cui sono contento anche per lui, per un attaccante esordire con un gol è importante, quindi sono contento e sono sicuro che ci potrà dare una mano. Questa squadra punta molto sui giovani, uno su tutti Caracappa, tra le linee, ha fatto molto bene oggi, è un tipo di giocatore che vi può dare una mano quest'anno. Sì, sì, Caracappa sta facendo bene, ma anche Aneli, anche Giannone, anche Miceli in porto, ha già fatto una partita importante, un 2006. Siamo contenti, diciamo, si sta creando il giusto mix fra i ragazzi giovani e i ragazzi un po' più grandi e continuiamo sul nostro percorso a lavorare. Questo Bagheria per chiudere non si pone limiti in questo campionato. Ma noi lo diciamo fin dall'inizio, noi giochiamo partita dopo partita, è un campionato equilibratissimo come non vi era da non so quanti anni in promozione, che ogni partita si decide sugli episodi, per cui noi dobbiamo essere bravi a stare sempre sul pezzo, a giocare ogni partita con la giusta intensità e a non commettere evidentemente gli errori di approccio che abbiamo fatto una settimana fa. Davide Gastone, difensore del Bagheria, che partita è stata? Una partita dove abbiamo tenuto il controllo della palla sempre noi, abbiamo giocato in modo tranquillo senza premura di andare avanti, cioè, a parte certi sprazzi. E poi penso che cioè, siamo una squadra di grande qualità, molto gente giovane, quindi penso è andata bene. Abbiamo rischiato un po' alla fine, ma ce l'abbiamo fatta. È un Bagheria che con questi 3 punti si avvicina prepotentemente alla zona playoff, non vi precludete nulla in questa stagione. No, io penso che con una squadra del genere, con giovani di qualità e con 2 o 3 grandi d'esperienza, penso che possiamo dire la nostra in questo campionato. Tu nasci attaccante, ma oggi una grande prestazione da difensore con il mister Tomasello che ti ha un po' reinventato in questo ruolo di terzino, una seconda giovinezza per Davide Gastone. No, non sono così tanto vecchio per dire la seconda giovinezza, dico ho 26 anni, però dico mi ha fatto rinascere, dai, diciamo così.